Buongiorno mister Allegretti, siamo alla vigilia dell'esordio di domani della Clivense in Serie D. Raccontaci un po' le tue emozioni, le tue sensazioni per questo debutto. Ma le emozioni sono tante, la categoria è nuova, quindi ci si approccia a un nuovo campionato con sicuramente nuove difficoltà, ma abbiamo fatto un percorso che è partito dal 20 di luglio molto impegnativo e siamo pronti per questo primo impegno ufficiale, sapendo che troveremo delle difficoltà a prescindere dall'avversario di domenica, ma come ho detto appunto siamo pronti, motivati, carichi e quindi non vediamo l'ora di scendere in campo. Domani grande trasferta contro la Varesina, una delle tante squadre che andremo poi a scoprire man mano in questo girone B. Ti aspettavi di finire in questo girone lombardo e che squadre ti aspetti di affrontare? Ma sul fatto che mi aspettassi questo girone onestamente no, però in realtà il dubbio poteva essere fra il girone B e il girone C, vedendo la nostra logistica. Mi aspetto un girone difficile, come del resto sarebbe stato il girone C, ci sono squadre costruite e attrezzate per cercare di puntare a vincere il campionato, quindi non sarà semplice, la nostra ambizione non l'abbiamo mai nascosta, vogliamo fare bene, come del resto stiamo facendo da 2 anni a questa parte, perciò io credo che sia stimolante puntare sempre al massimo e allo stesso tempo rispettoso nei confronti di chi ci segue, dei nostri soci, dei nostri tifosi, anche di noi stessi, perché puntare al massimo serve per alzare sempre l'asticella ed è quello che deve tenerci sempre vivi. Tra Piacenza, Palazzolo, Desenzano, Crema, dove inserisci la tua Clivense? Ma a me piace sempre che la mia squadra venga inserita nelle posizioni alte, perché come ho detto è una questione poi di ambizione soprattutto. Allo stesso tempo riconosco che molti di noi, soprattutto dello staff, siamo nuovi, la società è nuova in questa categoria, sappiamo che affronteremo delle squadre che invece a differenza nostra è da più anni che lo fanno, perciò le aspettative sono tante, è tutto stimolante e quindi insomma sarà bello iniziare a scendere in campo. Tornando infine alla partita di domani, come ci arriva la tua squadra, in particolare anche il Capitan Dallara che è forse quello più acciaccato, insomma un po' di news della tua formazione. Ma insomma è inutile nasconderci che abbiamo qualche problemino dal punto di vista fisico, in primis il nostro capitano che dovrà stare lontano dai campi per molto tempo purtroppo, altri non stanno ancora bene quindi non saranno della partita, ma ho la fortuna di avere una rosa a disposizione ampia con tutti i ragazzi che si sono messi a disposizione, hanno voglia di fare bene, perciò sono sicuro che chiunque scenderà in campo darà il massimo perché tutti quanti ci tengono a fare bene, quindi va bene così. Grazie. Prego.